io volevo riprendere, se possibile, dei diagrammi, quelli dell'ARPA, relativi al PM10 del gennaio-novembre 2009, i valori medi mensili e poi quelli giornalieri. Non voglio fare polemica, io sono un grezzo, non vedo in anno, vedo in metri. Nelle unità di misura non serve. Però avrò bisogno di una mano. È già aperto. Va bene. Sì, abbiamo ascoltato con stupore che l'ARPA non è, che i risultati, che le misure fatte dall'ARPA non hanno nessun valore. Diciamo perché non c'è se non altro il valore dell'incertezza, dell'errore, eccetera. Generalmente se devo leggere un numero, se vedo 80 per me è diverso da 80.0 ed è diverso da 80.00 ed è diverso da 80.000, anche se, perché evidentemente il numero che identifica la misura porta con sé anche o dovrebbe portare con sé anche l'errore che lo strumento può fare. Quindi io dico, per me, se loro dicono 80, può essere 80, 81, non di più. 80, 81, oppure 79. Non lo comincia per 79, 81. Esatto, perché l'errore in metrologia l'errore cade sull'ultima cifra, però tra l'80 e il 79 o l'81 cambia poco, anzi questi qua sono dettagli. Diciamo, ma non era questo, diciamo, l'argomento del contendere. Io volevo invece esprimere lo stupore per quella opera d'arte. È incredibile che sono rimasto stupito appunto che l'ARPA abbia inviato un documento di questo tipo, nel quale si riesce a vedere, pur con tutti i limiti delle misurazioni, che c'è qualcosa di anomalo, no? Si vede che le polveri, il PM10 nel comune di Moimacco risulta decisamente superiore a quello che si ha nelle altre zone, in particolare ad esempio a Rivoli di Osopo, dove Rivoli di Osopo non è una stazione balneare, è un'altra zona industriale importante. Allora, se l'errore è stato fatto dall'ARPA per una misura, sarà stata fatta anche per la misura di tutte le altre. Quindi io faccio i ragionamenti sulla parte relativamente a. Lascio perdere il valore assoluto e tengo in considerazione il valore relativo. Il valore relativo mi dice questo: noi siamo al doppio rispetto agli altri. In ogni circostanza, in ogni mese, siamo sempre i migliori, i più alti. Questo qua è un enorme vantaggio. Perché? Perché bisogna tener conto ancora dell'effetto scala. A Rivoli c'è un'acciaieria da oltre 1 milione di tonnellate annue, no? Io vorrei sapere da chi partecipa e questa è una domanda, signor Sindaco, no? Io vorrei sapere, visto che ha partecipato ai tavoli tecnici, eccetera, qual è la produzione annua in tonnellate dell'acciaieria di Cividale, perché questo è importante, perché non credo che arrivi al 1 milione di tonnellate, non credo. Allora, se a Rivoli si ha una situazione con delle barrette, no, così basse e con una produzione molto elevata, superiore al 1 milione,
evidentemente viene ovvio il dubbio che c'è qualche anomalia grossolana. Qualche anomalia grossolana a Monaco. Questa anomalia grossolana è diciamo importante capirla perché è stata rilevata anche dall'ARPA e ci sono dei documenti relativi a questi che poi cercherò di vedere, no? E che sono noti. Da quel grafico mi dice che tecnicamente se un impianto riesce da 1 milione di tonnellate riesce a dare un livello di M10 di quel tipo, a maggior ragione un impianto più piccolo dovrebbe. Quindi non ci sono delle ragioni tecniche, no, per dimostrare che non è possibile migliorare. Quindi è possibile migliorare. Vediamo un po', poi c'era l'altra, ecco questa qua, è incredibile, la domenica, visto che tutti vanno a messa, no? Abbiamo la qualità dell'aria migliore. No? Ecco, quindi c'è un vantaggio enorme. Quindi la fonte evidentemente può essere in qualche modo valutata, almeno a livello macroscopico.